E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi andremo a preparare una ricetta che metterà a dura prova appunto le prestazioni di questo meraviglioso piano induzione della Gasland. Si tratterà di un hamburger, ma non è il classico hamburger che magari potete trovare un po' dappertutto. È ovviamente un hamburger personalizzato che ha una bella impronta sicula. Siete curiosi? E allora, amonin in cucina! Benissimo, adesso andiamo a presentare gli ingredienti così potremo testare veramente le potenzialità di questo piano a induzione. Carne macinata, pancetta di maiale fresca, cipollotto fresco, peperoni cubettati, caciocavallo stagionato grattugiato, pomidoro, uovo, olio di semi, aceto di vino bianco, del succo di limone e paprika affumicata. Perfetto, presentati gli ingredienti, adesso andiamo a preparare gli hamburger. Trasferite la carne trita in una bowl e inserite all'interno tutti gli altri ingredienti e con le mani cominciate ad impastare. Iniziamo con le uova, formaggio, caciocavallo grattugiato, i peperoni tagliati a cubetti molto piccoli, pizzico di sale e cominciamo ad impastare. Ok, questa è la consistenza. Adesso lo prendete e lo trasferite in frigorifero. Adesso vado a prendere le fettine di pancetta fresca e le vado a rendere croccanti, perché un c'è hamburger, su un c'è un minimo di crunch. Quindi adesso in una parte metto la pancetta e nell'altra andrò a mettere il cipollotto fresco, per rendere anch'esso bello abbrustolito. Cacciate fuori dal frigorifero l'impasto e poi ovviamente procuratevi un aggeggino per poter fare e dare la forma agli hamburger. Polpettina al centro e pressiamo per bene. Ed eccolo qua. Lo tiriamo fuori. Eccolo qua. E facciamo così con tutto l'impasto. Prepariamo la maionese fatta in casa. Iniziamo con l'uovo, mi raccomando temperatura ambiente altrimenti impazzisce, poi inseriamo l'olio, così a filo, pian pianino, l'aceto, qualche goccia di limone spremuto e infine la personalizzo inserendo al suo interno un po' di paprika affumicata e ovviamente anche un pizzico di sale. Adesso inseriamo il frullatore e cerchiamo di intrappolare al fondo il tuorlo. Senza muovere il frullatore cominciamo a frullare con la velocità minima. Vedrete che si comincerà a montare dal basso. Quando avrà raggiunto una certa consistenza, allora potete cominciare ad alzare il frullatore fino al totale montaggio. Veramente pochissimi minuti. Perfetto, andiamo a completare la ricetta. Piastra induzione ben calda, andiamo a cuocere gli hamburger. Gli hamburger li andrò a cuocere nella parte ziglinata, invece nella parte della piastra liscia andrò a riscaldare questo pane di qua. Non è il solito pane da hamburger, quello per capirci americano, perché a me un poco mi stanco, perché abbiamo del pane così buono che ci invita tutto il mondo, ma noi come al solito dobbiamo scimmiottare gli americani. Io non sono di questo avviso e userò un pane di farina di grano duro a lievitazione naturale, in Sicily style. Lo taglierò a metà e lo andrò a tostare per far, come dire, assorbire, raccogliere tutti gli umori e i sentori della pancetta e quindi aromatizzarlo.
Il nostro panino si è tostato, iniziamo a mettere prima un po' della nostra maionese aromatizzata alla paprika affumicata, ne mettiamo un bel po' perché è un classico, il panino all'hamburger deve sporcare, se no che panino che hamburger è? Trasferiamo l'hamburger sopra la metà del panino, dove ovviamente abbiamo adagiato la maionese, a seguire la pancetta croccante, il cipollotto, goloso, 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 ragazzi, credetemi, il profumo che esce è indescrivibile. Un altro poco di pancetta perché non ci dobbiamo fare mancare un po' di grasso, due fette di pomodoro tagliato sottile e poi un pizzico di sale e ancora un poco di maionese nell'altra metà di pane. Perché come vi dicevo, e confermo, con l'hamburger si c'ha a inchiappare, se no godi solo a metà. E voilà, guardate quanto è bello e quanto è buono. Davanti.